Buonasera radioascoltatori da parte del professore Ettore Pistacchio dalla rubrica Imburuchi Donnacchio. Amici, questa settimana i imburuchi sono tanti e cercheremo di risolvere assieme a degli ospiti che abbiamo qui nello studio e vi li presento subito. E abbiamo alla mia sinistra la dottoressa Massupia. Buonasera dottoressa. Buonasera a lei. Poi abbiamo il dottor Mangupila Chiappa. Buonasera dottore. Buonasera, ogni tanto capo. Poi abbiamo il primario venuto apposta dalla Spagna, che è il dottor Come Stabius da Carina. Buonasera. Buonasera dottore. Buonasera. Benvenuto in Italia. Spaghetti. Il primo caso di questa settimana ci viene segnalato dalla signora Maria di Raddusa, che mi scrive e mi fa sapere che suo marito, durante l'approccio amoroso, non riesce a concentrarsi perché la signora Maria purtroppo ha delle perdite di aria della comunitaria culinaria e scoreggia, ci scappa qualche spirito e il marito purtroppo non riesce a concentrarsi al massimo. E vediamo se possiamo risolvere questo caso. Signora Maria, mi ascolti bene, Io le consiglio una bella cura di riso. Lei per 10 giorni mangia belle pegnatone di riso e muncitini di limone, mattina, mezzogiorno e sera. E vediamo così se stringe, come un spirito allora scapisci. Scusi signora, era per fare rima, ma lo vanno a fare. Signora, se lei ci finisce sto scruscio, guardasse che suo marito c'è chiara da Carina. Abbiamo una telefonata. Vediamo chi è. Pronto? Pronto? La signora Anna di Roccalumera. Sì, signora. Sì, ho capito. La signora mi dice che suo marito è un po' freddolino nei suoi confronti. Ma mi scusi, signora, lei ogni tanto ce la fa venire la paiella pelusa e lui reagisce, ci issa l'anticamera, non lo so. No? Ma mi scusi, quanti anni ha suo marito? 85 anni. E lei quanti anni ha? 105. Ma allora lei si maritava per i soldi. E allora chi cerca? Cerca ancora stimoli, cose di suo marito. Signora, lei lo sa che a tenere suo marito c'aveva un bottoso. Mi chiasso io che un loco, c'è un fila e vira su parte. Se non batte, che ne infila lui. Abbiamo la seconda telefonata. Pronto? Ti chiami Orazio? Sei di Avola. Sì, ho capito. Orazio mi fa sapere che ce l'ha 35 centimetri. Wow! E vuole sapere se è normale o lunga. Beh, vedi, siccome ora sono in trasmissione, io... Ma tu c'hai premura? Ti puoi cornucere un pochettino? Siccome io sono in trasmissione, ti volevo rispondere, cari amici, ora la trasmissione. Aspetta in linea. Cari amici, la trasmissione questa settimana, come vedete, volge al termine. E sei in linea, Orazio? Aspetta, mi raccomando, aspetta. Perché ho ricevuto una telefonata di un caso molto raro e devo risolverlo da solo perché ci tengo. Orazio, sei sempre là. Allora, buonasera a tutti dal dottore Ettore Pistacchio. Pronto, Orazio? Sì, Sei là? ma che sei andata alla visione? No, ma abbiamo chiuso. Siamo fuori onda. A giurarci, Sì, senti, ma per vederci subito. subito, Sto pensando a quei 35. Ma io non hai visto niente. Ma ce n'hai soldi, se c'ho soldi? Certo, Ce non ho soldi, perché? là è 150.000 lire. Per vederla ci vogliono 350.000 lire. Che certo, E quando me la passi? 10.000 centimetri? che vuoi? Ma di che razza sei? Popotamo, Una bella razza. Ma almeno fammi lo sconto. perché c'è crisi, te levo 50.000. Ok, il prezzo è giusto. Come restavo? Quando ci vediamo? A Romano, Domani? Non è troppo tardi. perché è troppo tardi? Stasera? Là i soldi, No, non ce l'ho. Devo prenderli in banca io i soldi. e allora ne vedremo Romano. Come? E che vuoi, Romano? Dai, 35. Domani. 35.
35 Mi tunzoni. farei dormire 35, Ciao. 35. A notte è un'altra Ma tariffa. perché di notte che sai ti costa? Domani. Niente, bene, ma finalmente quando mi costi? Domani. Non è meglio data mettere in carina tu stesso. Domani. Domani. Domani.